Cittadella Binoleffe 3-1, Crotone Livorno 2-1, Empoli Atalanta 3-0, Modena Vicenza 2-1, Padova Frosinone 3-1, a Piacenza Novara Piacenza 2-1, Vergina Torino 1-1, Triestina Portogruaro 0-0, Varese Sassuolo 2-1, Pescara Ascoli lunedì alle 19, Siena Grosseto sempre lunedì posticipo ma alle ore 21. La classifica: Novara al comando, sempre con 33 punti, ha allungato decisamente la Regina 28, Atalanta 27, Siena ed Empoli 25, Siena come vedete 2 partite in meno, Padova 24, Varese Crotone 22, Livorno Torino 21, Pescara Modena 19, Vicenza, Triestina e Frosinone di 16, Piacenza, Cittadella e Binoleffe 15, Grosseto e Portogruaro 14, Sassuolo 12, Ascoli 11 punti, sull'Ascoli vi è sempre la penalizzazione di 3 punti. Al Braglia, Modena e Vicenza si affrontano agli ordini dell'arbitro Velotto. Bergodi tiene in panchina Pasquato, Giglioli preferito a Giampà. Tra i biancorossi squalificato Zanchi, sostituito da Tonucci. Il Vicenza passa in vantaggio già al 9, Paro per Abbruscato che infila Alfonso in uscita. Quinto gol stagionale per l'attaccante ex Chievo Verona. Rivediamo. Preciso il lancio, va a vuoto invece Perna dando strada all'avversario che di sinistra mette in porta. Al 43esimo punizione per il Modena, Bellucci trova un varco, para Frison. 25esimo Luisi perde un contrasto con Soligo. Assist per Baclé che al volo manda alto. Nel recupero lungo traversone di Mazzarani spunta Giglioli che manca la porta. Si va a riposo sull'1-0 per gli ospiti. All'inizio ripresa entra Pasquato che cambia la partita del Modena. 6° minuto. L'attaccante batte una punizione contestata da Maran. A segno Ciani appostato sul secondo palo. Rompe il ghiaccio il centravanti albanese finora a secco con la maglia del Modena. Protesta il Vicenza. Maran si scalda nei confronti di Velotto e viene invitato ad uscire dall'arbitro. La punizione è tagliatissima, Tamburini non ci arriva, Ciani spinge la palla in porta. 21esimo, passaggio filtrante di Pasquato per Ciani, in linea con la difesa ospite al momento del lancio, Ciani tiene palla, Frison non riesce a chiudere, il centravanti raddoppia. Ancora proteste del Vicenza ma il fuorigioco non c'è, il Modena potrebbe poi arrotondare anche il punteggio. Punizione di Pasquato da 35 metri, Frison mette in angolo. Al 44esimo ancora Pasquato, protagonista. Da posizione decentrata la palla rimbalza sulla traversa. Primo tempo di marca vicentina, ripresa tutta del Modena grazie a Pasquato, sicuramente il migliore in campo, offre le migliori occasioni a Ciani. Partita difficile per l'assistente Cini, in trasferta il Vicenza continua a non raccogliere punti. Allo stadio Braglia, Modena batte Vicenza 2-1, linea a Mario Mattioli. Grazie. Il Modena di Cristian Pasquato si rialza dopo la sconfitta di Bergamo e trafigge un Vicenza sempre più in crisi alla 4ª sconfitta consecutiva. Il giovane attaccante dei Canarini cambia completamente la partita al suo ingresso in campo, regalando 3 punti a Bergodi in collaborazione con Ciani, che finalizza le sue giocate con i primi 2 gol stagionali. Al fischio d'inizio però è proprio il Vicenza a scattare con prontezza ed agguantare subito il vantaggio. Il mancino di Soligo si infila centralmente e con i tempi perfetti per regalare ad Abbruscato il più facile degli 1 contro 1. Il bomber al 5º gol personale tocca appena il pallone, lo deposita in rete alle spalle di Alfonso. L'ottima partenza dei biancorossi, una costante così come il calo nei secondi tempi, potrebbe trasformarsi nel raddoppio immediato, ma lo stesso Abbruscato viene fermato in posizione regolare dalla guardalinee Cini. Maran non crede ai suoi occhi ed inizia una partita nella partita, il cui esito sarà chiaro tra pochi secondi. Giusto il tempo per ammirare la coordinazione di Giglioli, che per pochissimo non trova il piattone perfetto sul lungo assist di Mazzarani e vede sfilare sul fondo i titoli di coda del primo tempo. Ed ovviamente per soffermarci sulla svolta del match, ovvero l'ingresso di Pasquato ad inizio ripresa. Il numero 77, talento puro anche se parecchio discontinuo, piazza immediatamente sulla testa di Ciani la prima punizione utile. Frison non esce su un pallone che dovrebbe essere suo e la punta albanese ringrazia appoggiando oltre la linea di porta.
Non è chiaro il motivo della furente reazione del tecnico del Vicenza, ma è chiarissimo invece il provvedimento di Velotto. Il Modena a questo punto non si ferma più e gli ospiti si lasciano risucchiare dentro il mulinello creato dalla piccola peste Pasquato. È lui al minuto 21 a lanciare ancora Ciani, che parte in posizione buona, scherza un po' con Frison e mette per iscritto il sorpasso emiliano. Doppietta preziosa che decide di fatto il match, anche se le decisioni dell'arbitro continuano a far discutere su entrambi i fronti. Prima Mazzarani fermato per un fuorigioco che sembra vedere solo l'assistente Cini, oggi decisamente fuori forma. Poi dall'altra parte un rigore che sembra invece non scorgere solo il signor Velotto, anche lui apparso abbastanza confuso nel pomeriggio del Braglia. Fortunatamente c'è sempre Pasquato che prosegue lo show con punizioni da 30 metri e serpentine chiuse con conclusioni mai banali, che mettono i brividi a Frison. È lui il valore aggiunto di un gruppo solido, capace finora di non perdere nemmeno una partita tra le mura di casa. Il Vicenza, la quinta sconfitta in 6 partite, rovina di fatto un inizio più che promettente di campionato. Il nervosismo del suo allenatore di certo non è la miglior medicina. Rolando Maran invece ha perso il suo Vicenza, Alfredo? Quarta sconfitta. Quattro sconfitte di fila, sì. Il precedente che si riferisce, questo lo dico a titolo di cronaca, a metà degli anni '80 non è un bel precedente, perché ha portato il Vicenza a un epilogo di stagione traumatico, ma è soltanto un precedente, sono numeri. L'aspetto preoccupante del Vicenza è che a un certo punto, dopo mezz'ora, si spegne. Cioè si spegne, è una squadra che ha smesso di avere autonomia. Non parlo di gioco perché il gioco purtroppo non c'è e mi dispiace perché Maran è sempre stato un allenatore che ha trasmesso qualcosa alla squadra, ma a livello di condizione è una squadra che smette di giocare e prende ceffoni da chiunque. E quindi questo è un bel argomento molto allarmante. Ora siamo in presenza di un eventuale, ipotetico, possibile, probabile, non so come dire, cambio societario, perché quando succedono queste cose qui tu sai quando partono, sì, non sai quando finiscono. Vedi Modena per ulteriori informazioni. E quindi il Vicenza adesso ha un derby delicatissimo, ma deve ritrovare una serenità e soprattutto una brillantezza dal punto di vista atletico che non ha. Ripeto, il gol di Abruscati in queste condizioni, col Modena che non vinceva in casa da una vita, avrebbe dovuto comportare un tipo di gestione diversa. Invece, subito questo pareggio, ma anche un po' prima, devo dire, gli ultimi 10 minuti del primo tempo, il Vicenza è scomparso. Guarda come prende i gol qui. Ora io penso che un allenatore normale... Ha chiesto fuori gioco, ma in realtà è regolare la posizione di Ciani. Io posso anche chiedere una cosa che comunque non si verifica. La posizione è regolare, quindi significa che comunque sulla difesa del Vicenza, purtroppo... Io devo spendere le parole che ho speso e qualche tifoso del Vicenza mi ha scritto scandalizzato all'inizio dell'anno, perché per carità quando ci confrontiamo accettiamo le opinioni di tutti, le mie le prime possono essere assolutamente sbagliate, ma questa è una difesa che perde acqua da sempre e se poi non ti funziona il resto, soprattutto la gamba, il Vicenza non a caso ha perso 4 sconfitte, ha perso 4 partite di fila. Eppure doveva essere brillante il Vicenza, perché non ha giocato nel turno infrasettimanale, sì, causa il rinvio contro il Siena. Questo può essere positivo, ma può essere anche negativo non giocare sotto certi aspetti, a livello mentale, no? A livello fisico recuperi sicuramente, però ecco, in certi frangenti forse è vero, sotto certi aspetti magari che una squadra che in certi momenti magari quando subisce poi magari tenta a calare, però anche oggi mancavano anche 2 giocatori che magari ti danno anche sotto l'aspetto caratteriale qualcosa di importante come Botta, Zanchi dietro, magari è una squadra che magari gli è mancato questi 2 riferimenti. Claudio. Modena e Vicenza vanno in scena allo stadio Alberto Braglia per la 15ª giornata della Serie B Win. Le 2 squadre sono appaiate a 16 punti nella metà meno nobile della classifica, dove i Iberici di Maran, che martedì non hanno giocato con il Siena per l'inagibilità dello stadio Menti, sono piombati dopo 3 sconfitte consecutive. Gli emiliani di Bergodi hanno perso a Bergamo nell'infrasettimanale, in casa sono imbattuti, ma non vincono tra le mura amiche da oltre 2 mesi. In riscaldamento, piccolo problema fisico per Tamburini, che comunque riesce a recuperare e a scendere in campo nel Modena. 9 minuti, il lancio di Soligo, il buco di Perna, attenzione, Abruscato in area, fa passare il pallone sotto il corpo di Alfonso, immediato il vantaggio del Vicenza con il 5º gol in questa Serie B Win da parte di Elvis Abruscato, che riceve l'abbraccio dei compagni, in particolare dell'autore dell'assist, ovvero Evans Soligo. Rivediamo il passaggio dell'ex giocatore della Salernitana, lo svarione di Perna, e a questo punto Abruscato si presenta davanti ad Alfonso e lo fredda, l'ex attaccante di Torino Lecce. Potrebbe ripetersi 4 minuti dopo, ma si alza la bandierina dell'assistente Cristina Cini per la disperazione di mister Maran. Il replay evidenzia che Abruscato è in posizione assolutamente
assolutamente regolare. Sbaglia la guardalinea fiorentina, il Modena si fa vedere con questa punizione di Bellucci centrale, facilmente parata da Frison. Finale del primo tempo, Mazzarani morbido per Giglioli, il destro incrociato, palla fuori veramente di pochissimo, Modena vicino al pareggio. Rivediamo l'azione con il tentativo di intervento fallito da parte di Gianni e il diagonale a lato di Giglioli, che poi esce a inizio ripresa per fare spazio a Pasquato. Bergodi vuole più fantasia dal suo attacco, Mazzarani si guadagna un fallo al limite, l'intervento di Gianni viene contestato da tutto il Vicenza. Il pallone di Pasquato spunta alle spalle di tutti, Edgar Ciani, e di testa mette a bersaglio il gol del pareggio del Modena. Siamo al 52esimo minuto, esplode la gioia dell'attaccante albanese del Modena che si sblocca, segna il primo gol in questa Serie B Win. Rivediamo il pallone delicato da parte di Pasquato, Ciani spunta alle spalle di Tamburini e pareggia i conti. Prosegue Maran nelle proteste e viene inesorabilmente cacciato, espulso dall'arbitro Velotto di Grosseto. Pasquato è scatenato, cross in mezzo, Mazzarani al volo anticipando anche Bellucci, occasionissima per andare addirittura in vantaggio per il Modena, che ora spinge. Il Vicenza appare in grande difficoltà, di nuovo Pasquato in verticale per Ciani che è in posizione regolare, attenzione contro Frison, non perdona Edgar Ciani. 67esimo minuto, il Modena ribalta la situazione, ora conduce 2-1 sul Vicenza, la doppietta personale di Ciani. Parte finale dell'azione, a questo punto Frison nulla può, ancora una palla in mezzo per Mazzarani, la palla viene sbagliata clamorosamente dall'ex giocatore del Crotone, ma si è alzata ancora la bandierina di Cristina Cini. Altro errore, perché Mazzarani è nettamente in posizione regolare. Il Vicenza va in attacco, c'è questo intervento di Perna su Di Matteo, fischia Velotto e concede il fallo contro il Vicenza, decisione che ci lascia quantomeno perplessi. Pasquato dalla grandissima distanza, Frison con i pugni mette in calcio d'angolo, ancora uno scatenato Pasquato, la parte superiore della traversa a dire di no, ma il Modena batte il Vicenza per 2-1 grazie a un grande Pasquato.